Qui vediamo, questo è prima di girare l'arrivo della vettura di Giorgia Meloni, diario politico di Enrico Mentana. Hanno cambiato l'auto, è una Giulia, non è più un Audi, perché le polemiche ieri hanno chiaramente imperversato sulle vetture tedesche. Alti dignitari, generali delle forze armate che accolgono Giorgia Meloni a Palazzo Chigi in previsione della cerimonia della campanella, e il picchetto d'onore dei lancieri di Montebello prepara il saluto alla nuova Premier. Lasciamo gli onori in audio, come è giusto che sia. Visibilmente emozionata. Comandante del reggimento Lancieri di Montebello, Guardia dell'Esercito, reparto d'onore interforze, pronti per la rassegna. Qui in rassegna al picchetto d'onore nel cortile di Palazzo Chigi, in attesa della cerimonia. Lo scenario è veramente solenne, non c'è che dire, e la grande novità è questo cambio nelle istituzioni con il saluto in questa giornata, il 23 di ottobre 2022. Benvenuta, soltanto uno Qua è Mentana che descrive il diario politico in diretta, è quasi mezzogiorno. Mario Draghi in cima alle scale accoglie Giorgia Meloni sulla guida rossa al primo piano nel salone dove si terrà fra poco, mi auguro, la cerimonia, così riesco a farmi la barba, perché sennò domenica che barba diventa una specie di propaganda live e io non sono certo a livello del grande Diego Bianchi, ma insomma questa è cronaca domestica. Questa è la prima foto comune di due presidenti, Mario Draghi e Giorgia Meloni. A presto. Gentili amiche e cari amici, buongiorno da Andrea e da domenica. Che barba, il 23 di ottobre. Ieri hanno giurato i ministri al Quirinale la lista che Giorgia Meloni non ha voluto neanche condividere prima di presentarla a Ugo Zampetti e a Mattarella, segretario generale del Quirinale e Presidente della Repubblica. Ma baniamo giornate convulse, giornate di grande emozione mediatica, mai così tanto come oggi. Oggi la rasatura si svolge in orario post-prandiale, cioè sono quasi le 3 del pomeriggio, perché stamattina mi sono perso, mentre faccio il pre-barba, il pro-raso, sempre la crema, la schiuma, anzi diciamo il prodotto di preparazione per una barba come al solito di 2 giorni fa, malfatta, quindi con questi bricioli ribelli che non vogliono stare insieme per l'elettricità statica. Oggi abbiamo una giornata di riassunto di quello che è ancora capitato. Stavo dicendo che dalle 10:30 ho atteso quasi fino a mezzogiorno, poi ho dovuto uscire per incontrare un amico in visita qua a Cecina per attendere la cerimonia di cambio della cerimonia del campanellino, in cui Mario Draghi avrà dovuto consegnare nelle mani del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni la campanella del passaggio di consegne, ma non l'ho poi più visto perché poi ho mangiato, quindi non ho nulla che vi possa rappresentare il mio sentire, ma insomma se l'avete visto mi auguro sia stato un momento abbastanza importante dal punto di vista epocale. Qua andremo a fare una rasatura rapida, visto che appunto è pomeriggio, con permesso. Vado a recuperare quello che oggi Sandalwood Shaving Cream, questa qua è una Taylor of Old Bond Street, come vedete una crema ottima, un prodotto inglese, sempre che arriva dallo scrigno di Vincenzo Pitrelli, che saluto sempre con grande affetto, quella scatola da scarpe piena di meravigliose opzioni tra creme e saponi duri che uso poco,
riuscirò a riprendere anche il Kakashi, il tuo sapone Vincenzo e altri prodotti così della Wilkinson e anche di rasature. Tra parentesi, oggi proprio perché si parla di Wilkinson, il bistrattato plasticone Wilkinson Classic, il peggiore recettore di parti, ahimè, come vedete, di calcare, ma è un manico che ha all'interno un'anima per appesantirlo e per dargli una sorta di dignità, di peso e di equilibrio. È un classico rasoio in 2 pezzi, in questo caso molto semplice, come vedete si svita e si riavvita per una rasatura molto rapida, molto semplice, molto veloce. Con permesso, non mi sono munito di lame perché sono andato un po' di corsa, ma oggi tiriamo fuori dal mio sacchettino niente po' di meno che una Astra. Ecco, cosa c'è di più semplice delle lame Astra blu classiche in un pacchettino che andiamo subito a scartare per sentire i punti decolla. Andiamo ad avvicinare il microfono per la gioia di Matteo Preda e tutti gli amici di Alex. Ho strappato. Ecco la cola. La cola, è scattata la cola, quindi mentre l'abbiamo in mano la lametta, mentre aspettiamo che il nostro prebarba pro raso si attivi, andiamo, dopo avervi fatto vedere le semplici ma sempre valide iscrizioni della nostra Astra, la accomodiamo molto semplicemente sulle guide. Come vedete sono la parte di testa, di appoggio, di assestamento della lama del nostro plasticone Wilkinson classico. Voi sapete che questo rasoio si trova in bundle come un pacchetto di lamette, forse a 6-7 euro, anche negli ipermercati dei prodotti da casa, se ne vedono anche qua in giro, quindi un prodotto per tutti, con delle zigrinature ai lati qui e qui, per consentire in massima sicurezza, tenendo fisso la chiusura della lama, che viene presentata con un'esposizione che spero vediate, non modesta, giusta, però purtroppo, come vedete, ha il problema che il calcare va a rovinare quella che già potrebbe essere un oggetto da design. In realtà è un bistrattato rasoio di plastica, però utilissimo per rasature rapide. E andiamo a bagnare per cominciare la giornata qui dell'Italia se destra, il nuovo governo che ha giurato e ha nei pieni poteri già da oggi. Già da mezzogiorno avrebbe dovuto esserci il Consiglio dei Ministri, solo che a mezzogiorno hanno fatto la cerimonia del campanello e quindi è tutto partito un po' in ritardo. Questa è la consistenza ultra cremosa della crema. Basterà così? Non è indice di vergnaccheria? Bimba, non è un caso di vergnaccheria, puoi denominare lo spreco di energia, tutta la fatica che ci tocca fare per riuscire a galleggiare in questo pazzo mare. Cantava Sergio Caputo in Bimba se sapessi nel 1985, fantastici tempi, anni d'oro, 35 anni, anzi 37, passati in scioltezza, mentre già una sorta di premontaggio andrà in questo 100% tasso Omega, eccolo qua, tenuto in maniera maldestra, un puro tasso, in questo caso lo usiamo per pulire la nostra mano, per montare in viso direttamente la nostra Sandalwood Tobbs Taylor of Old Bond Street. Beh, già qua, già solo massaggiando questo pelame dello tasso, si ha la sensazione che questo Barber Pole sia un pennello che metto qua in esposizione con un equilibrismo alla Houdini. Eccolo qua, guardate, ci sta in piedi per miracolo. Molto bene, andiamo subito a preparare il montaggio. Molta crema si spreca nelle mani quando si fanno questo genere di operazioni ed è un vero peccato, ma andiamo ad approfittare subito della quantità di acqua presente nel nostro ciuffo naturale. Mentre la radio oggi nell'autarchia, insomma, si parla veramente ormai Dio, patria, famiglia, nazione, non più Stato, ma insomma, bene, la nazione comprende anche le persone, quindi FS News, avete capito bene, è la radio in streaming delle Ferrovie dello Stato e in tempo reale che dà informazioni forse anche sui ritardi dei treni. Ecco, voi sentite in sottofondo queste mollemente sdraiate postazioni in pelle dei treni, degli ETR 1000, dei pendolini in classe business, dove in sottofondo, mentre lavorate ai vostri laptop cercando di concludere i vostri affari o facendo finta di lavorare anche, cosa succede sui treni,
avete in sottofondo in questo istante questa musica che diffonde una musica di Mario Biondi in questo momento, grande artista siciliano molto amato, un po' che non lo sentivo, quindi questo ve lo faccio sentire perché vale la pena, visto che è domenica pomeriggio. Sentitelo, la voce calda degli afro del Tennessee, scusate, degli stati del Midwest, la voce dei jazzmen americani di New Orleans, nel nostro bagno ticinese con una temperatura di 24 gradi, mentre prepariamo, lascio un po' di Mario Biondi, bene il montaggio, dito nel ciuffo. Quindi FS News, Ferrovie dello Stato, sentite come ci danno dentro, immaginate. Magari mentre viaggiate, non tra Vallo della Lucania e Napoli, dove era in servizio un famoso, bravissimo Nino Manfredi in Caffè Express, non so se l'avete visto, quello col braccio offeso che portava il cestino con il termos e vendeva di nascosto, viaggiando senza biglietto, quell'Italietta che ancora oggi viene fuori con un nuovo governo che si rifà forse un po' a quelle antiche usanze di quel paesello piccolo che si arrangiava, ecco, questo non è più, l'Italia non è più quella, voglio dire, quindi chi si indigna, molta sinistra, sta criticando ancora prima di cominciare questo governo, io non me la sento, anche se ho fatto, come vedete, andiamo a moderare, questo è Fabri Fibra che si comincia a urlare, faccio sempre Fabri Fibra quando mi faccio la barba, anche l'altra settimana su Radio Orte, ricorderete, propaganda, grande propaganda live, ne approfitto, Diego Bianchi come al solito venerdì, ha invitato anche Kasia Smutniak, interessante ospite, sempre interessante anche da un punto di vista fisico, molto bene. E qua quasi terminato. Buoni e cattivi, un cattivo un buon governo. Io ho fatto una tabella mutuata un po' di una cosa che ho visto in TV, che Giuseppe Cruciani ha messo proprio in atto, quindi un po' scimmiottato, ma insomma ho cercato di dividere in due, non tutti i 24 ministri del governo Meloni, ma insomma alcuni che saltano all'occhio per essere più buoni che cattivi, in realtà sono un mio parere, non buoni o cattivi ministri, diciamo persone che a me piacciono più o meno, mi sono permesso di stilare questa personale selezione, mentre io direi che per quello che ci serviva, un ottimo lavoro del Sandalwood sicuramente accoglierà con le migliori crismi il lavoro del nostro Wilkinson Classic. Burroso questo prodotto, ve lo faccio rivedere, lo sto riguardando nella consistenza, forse non ve l'ho mai fatto vedere dal vero. Beh, un ottimo, certamente le consistenze che sono presenti, io non riesco a leggerle, forse sono presenti sugli ingredienti, anzi sicuramente faccio uno zoom per gli appassionati che possono leggere esattamente, comprese le direction for use, che sono le istruzioni. Leggo pochissimo, ci vedo un po' male, ecco, devo dire, dovrei usare gli occhiali, ma non sono ancora arrivato, non cederò mai, continuo a tenere duro. Intanto in braccio il nostro Wilkinson, che vado a fare la rasatura, mi sono riempito la camicia. Bene, voi parlate sempre come fosse un rasoio da minus abens, in realtà il Wilkinson per queste barbe ragionevolmente speedy, come richiede il timing del pomeriggio di domenica, il mio timing del 23 ottobre, spostato per il fuso governativo di almeno 4 ore in avanti, si presenta un buon rasoio. Voi immaginate un Lollobrigida, cognato della Premier, già ora ministro delle politiche agricole e della identità alimentare, sovranità alimentare, come si è chiamata, che ha creato tante polemiche, cominciato a ironizzare sull'identità della barbabietola. Insomma, primo passaggio è andato, insomma, quindi ecco, Lollobrigida magari avendo fretta stamattina si è presentato sbarbato a via dell'Impresa, che è la via che corre lungo il lato ingresso secondario di Palazzo Chigi, per chi non conoscesse quelle latitudini.
si è presentato sbarbato e magari si è fatto la barba con un Wilkinson classico o con un rasoio elettrico. In ogni caso il primo passaggio è buono, quindi non cerchiamo sempre soltanto le grandi performance nei rasoi particolarmente importanti anche dal punto di vista del loro valore. Oggi leggeremo qualcosa perché è impossibile non essersi fatti. Io ogni volta mi avvicino molto perché sennò mi scola in un lavandino che è molto poco profondo, mi scola il pennello di Tasso che trattiene come può l'acqua, in realtà dovrebbe rilasciarla più che trattenerla, ma diciamo che il secondo passaggio di crema si presenta in maniera regolare, sempre bella vaporosa, una buona rasatura. Bene. Questo penso sia cambiato. Questo è Cesare Cremonini, quindi vedete una selezione di musiche, di news, di orari, di blocchi sulle linee, magari di suicidi avvenuti. Spesso succede che la gente si butti sui binari, sotto le ruote dei treni. Ma speriamo che ciò non accada, non voglio sempre essere anche un po' menagrammo, visto che una domenica ancora di sole è bella per chiunque. Ho estratto, tanto per farvi capire, per chi suona la campanella, ecco, e qua per chi suona per Giorgia Meloni, appunto avrete, chi ha avuto modo di vedere la cerimonia, io non ho visto lo sguardo di Draghi, sono molto curioso di vedere se ha lo stesso sguardo beffardo di quando il 22 luglio ha mandato a fare in culo il Parlamento italiano, non accettando neanche con la fiducia di continuare a fare il suo dovere di Presidente del Consiglio, ma sicuramente avrà una faccia interessante, andrò a visionarla. Ora facciamo un bel contropelo, teniamo dal basso questo rasoio, che mi ha fatto anche un piccolo red dot, quindi come vedete non crediate, io mi trado con un Astra, con il Wilkinson classico, posso fare quello che voglio, parlare male anche dei cattivi. Chi sono i cattivi che ho messo nell'elenco dei ministri? Sono Daniela Garnero Santanchè, moglie dell'uomo Renault, moglie, socia del suo portaborse uomo Renault Flavio Briatore, che ha assurto al ruolo di ministro del turismo con un leggero conflitto di interesse. Vedremo il domani come sottolinea questa sua posizione non proprio tanto chiara. Nello Musumeci, Sebastiano detto Nello, ex governatore della Sicilia, che ha lasciato il posto a Renato Schifani, quindi voi immaginate, ben in meglio veramente, e che è stato salvato con un posto di ministro senza portafoglio, ministro del sud e ministro del mare. Il ministro del mare si occupa però di triglia, di porti, di pesca, non crediate, perché i porti se li è tenuti l'altro, che mette tra i cattivi, che è Matteo Salvini, non perché sia cattivo lui, perché è un personaggio che continua a non digerire, che è stato uno dei personaggi principali che mi ha convinto che mai avrei votato la coalizione di centrodestra. Ma al di là di quello, lasciamolo fare, lo vedremo con l'elmetto andare in giro a proporre di nuovo la costruzione del ponte sullo stretto di Messina, ma questo non è soltanto satira, temo che finirà proprio così, quindi andiamo a bagnare, secondo passaggio, bene, qualche piccolo danno semplice, un danno da pomeriggio, prima del rosolio. Andiamo a passare, andiamo a fare la terza passata. Vedete che si può fare tutto rapidamente, la fretta vuole prendersi un tempo normale, anche se è domenica. Può farlo con un buon pennello di Tasso, ma anche un sintetico, una schiuma da barba come preferite, possibilmente non dura, non da montare, perché questo richiede un po' più di tempo, ma insomma è anche quello un divertimento. E quindi il terzo passaggio è un po' trasparente, a dire la verità, perché ormai siamo agli sgoccioli, ma insomma si può fare una copertura tale da garantire alla pelle un buon taglio, senza, cioè evitando arrossamenti ed irritazioni. Bene, così ho già pranzato con una tagliata con rucola e patate al forno tagliate a mano, con un bicchiere di Barolo del mio amico Davide Fregonese, che produce Barolo Ceretta a Serralunga d'Alba. È una buona bottiglia in regalo che ho bevuto. Saluto Davide Fregonese e Davide Rosso, che è il suo enologo. Bene, prima di raderci abbiamo selezionato dal Foglio questa pagina dove vediamo Bettino Craxi e Giovanni Agnelli, e con la crisi della Prima Repubblica che comincia il fuggi dell'elite dall'intreccio con la politica. Questo era chiaramente l'85-88. Stefano Cingolani ci ricorda che l'elite, non solo establishment, ma classe dirigente in senso ampio, hanno detto di no a Giorgia Meloni perché sempre di più chi si ritiene, come è stabilito, o perlomeno per quanto ha definito
Vilfredo Pareto l'elite, ovvero gli individui più capaci in lotta con la massa dei meno capaci, i preparati per conquistare una posizione direttiva, si sono eclissati e quindi non hanno più seguito la politica, i partiti, l'ambiente in cui avrebbero dovuto esprimere le loro capacità, i loro interessi, fungendo anche da gruppi di pressione. Questo non è un bene per il livello, questo è il mio parere personale di quello che sarà il cammino di un governo che dovrà occuparsi di tante emergenze, ma anche di investire nella qualità, perché le elite, anche se sono spesso definite tali in maniera impropria, perché vengono definite elite magari le nobiltà, i potentati economici, ecco, che non sono esattamente l'elite come le intendeva Pareto, che aveva un altro tipo di visione, ci porta anche un po' a sorridere, perché nel concetto di elite vediamo che Giovanni Agnelli, anche lui, dovette indossare quando Mussolini visitò Mirafiori, sotto Valletta, voi ricordate, il 7 gennaio del 22, e Giovanni Agnelli indosserà la camicia nera solo per l'inaugurazione di Mirafiori, sembra avesse fatto tingere una sua vecchia camicia bianca, quindi con le braccia corte gli Agnelli lo sono sempre stati, tanto faccio l'obliquo, ho usato una vecchia camicia bianca tinta perché ho dovuto compiacere Mussolini in visita, ma alla fine non ha comprato una camicia nera apposta, si mancherebbe, non ne valeva la spesa, però ha dovuto adeguarsi. Interessante il pezzo di Cingolani, vi invito a leggerlo, non lo approfondisco perché va letto tutto per capire la profondità del significato, no? Parla anche di Angelo Costa, capo di Confindustria, dove si parlava della presenza del sindacato nell'azienda, i tempi del professor Valletta, ecco, il professor Valletta che è stato un personaggio negli anni 40, insomma, di grandissimo, anche prima, insomma, di grandissimo livello dal punto di vista della gestione della Fiat, del senatore Agnelli. Si parla chiaramente di Agnelli, il padre di Gianni, chiaramente, non di questo, e quindi il Foglio, come sempre, non perde occasione di presentarci degli approfondimenti per ragionare insieme sui cambiamenti e gli spostamenti delle classi che contano. Zona Baffi malfatta, Alex hai ragione, proviamo a fare. Ecco, quando io trascuro questa parte, questa e qui, all'imboccatura del naso, mi irrito, perché faccio le cose male, perché tempo ne ho, nessuno mi corre dietro, ma trascuro punti dove la barba cresce in maniera. Certo, c'è ancora chiaramente, dopo questa rasatura con Wilkinson, una presenza che con altri rasoi forse non ci sarebbe, una rasatura profonda e netta, garantita da altri tipi di rasoi, ma comunque bagniamo, sono soddisfatto, non crediate, non scambiate le mie osservazioni per dei pareri negativi nei confronti di un rasoio economico. Fatto, sciacquiamo con l'acqua fredda di questo strano autunno, che freddo non è, e rapidamente con un asciugamano tamponiamo. Era Anna Oxa, senza pietà, oppure sta arrivando Anna Oxa, quindi preparatevi. Cantante degli anni 80, fine 70, anni 80, molto conosciuta, anche brava, senza ombra di dubbio. Mentre lasciamo che l'aria asciughi un po' i pori per scegliere un aftershave, abbiamo i buoni, perché vedete sono i cattivi di questo governo. Buoni sono a mio parere Giorgetti, ne parla molto bene il Foglio, tanto prendiamo anche il Giornale, di cui ho voglia di leggervi qualcosina molto rapidamente, laureato in economia, insomma un uomo che della Lega, anomalo, talmente anomalo da essere considerato quasi un traditore della Lega come intesa nel senso salviniano del termine. Ecco, dimenticavo fra i cattivi Raffaele Fitto, non perché sia cattivo, ma insomma si occuperà delle risorse del PNRR. Raffaele Fitto a me non dà tanta fiducia personalmente, ma è una cosa del tutto mia, magari un bravissimo ministro farà veramente bene il suo lavoro. E Calderoli, perché Calderoli? Calderoli, grandissimo presidente del Senato, è stato uno dei grandi conduttori d'aula, uno dei migliori, il giornalista Mario Secchi l'altro giorno ne parlava proprio come un esempio particolare di bravura nel gestire
l'aula del Senato, e Lollobrigida, che mi sembra una brava persona, insomma, che lì, perché tutti ne parlano così in maniera un po' ironica perché è il cognato di Giorgia Meloni, ma in realtà lo mette per i buoni, perché secondo me crede in quello che fa, è arrivato nel partito moltissimi anni fa e ha partecipato alla costruzione di Fratelli d'Italia. Sul Foglio, rapidamente, torneremo al caso Giorgetti, abbiamo i Meloneskin, eccolo qua. Nasce la band di governo, Mantovano, il nuovo Garofoli, e la sorpresa di Jenny San Giuliano. La nuova rock band di governo, la fondatrice Giorgia Meloni, come Vittoria dei Maneskin, diventa premier, avrà 2 vice, Salvini e Tajani. Ha cambiato musica, ovvero i nomi dei ministeri. Andiamo poi di corsa a andare a cercare l'altro pezzo dei Meloneskin, che si trova a pagina 20 del Foglio Quotidiano di ieri, di sabato e domenica, dove si dice che poi il nuovo Roberto Garofoli sarà Alfredo Mantovano, giurista, antica riserva di centrodestra, è un cattolico di buone letture. È un dritto, uno che parla con la voce di Gianni Agnelli. La ringrazio per l'attenzione che mi accorda. Questo è Mantovano, che sarà ragionevolmente sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, questo l'ho saputo solo stamattina al giornale, invece è uscito ieri. E il Toto Ministri è un po' come lo scopone scientifico. Nessuno immaginava, ad esempio, la nomina di Gennaro San Giuliano. Hanno finalmente il Ministero della RAI, esiste, dopo il Mincul Pop, il Ministero della RAI. Gennaro San Giuliano, direttore del TG2, Ministro della Cultura. Raccontano che la moglie, giornalista, fosse così emozionata da non riuscire a trattenere l'allegria. Voleva urlare ai colleghi: viva Jenny, altro che TG1! Chi è? Chi è? La moglie di San Giuliano. Quindi già questo era un buon motivo per non farlo diventare ministro, già solo per il comportamento della moglie un po' sguaiato, lasciatemi dire. Mentre andando avanti vi avevo promesso che avrei fatto 2 parole su Evviva il MEF politico. Questo qua è Giancarlo Giorgetti, 56 anni, nato nel 66 come me, originario di Cazzago Brabbia, dove è nato il 16 dicembre per l'appunto di 56 anni fa e dove la metà circa degli 800 abitanti si chiamano Giorgetti. Qua stende un profilo noto Cingolani, che dopo averlo trovato a proposito dell'elite lo ritroviamo nell'illustrazione di questo un po' faticato, un po' appesantito Giorgetti. Era arrivato molti anni fa, slanciato e alto, diventato un po' inchiattito, ma si può capire con la vita che dovrà fare. Il ministero più importante dopo la presidenza del Consiglio, si dovrà occupare di dossier molto importanti ed è stato nominato ministro dell'economia, come sapete. Dunque, il paesino di cui è originario è alle sponde del lago di Varese, lungo 8,8 km, largo 4,5, poco profondo, al massimo 26 metri, che si aggiunge agli altri 6 laghi, che sono il Verbano, oppure detto anche Lago Maggiore, Lugano, detto anche Ceresio, Lago di Ghirla, Lago di Ganna, Lago di Monate e Lago di Comabbio. È la provincia più lacustre d'Italia. E non peraltro il padre Natale Giorgetti era stato pescatore e aveva diretto la locale cooperativa, e la madre Angela, operaia tessile. Giancarlo invece, dopo l'istituto tecnico, va alla Bocconi, dove si laurea in economia aziendale e comincia a lavorare come commercialista. Quasi tutti i dirigenti della Lega, ci dice Cingolani, lo sono, diciamo laureati, tranne chi come Bossi e Salvini ha sempre seguito il modello weberiano o quello leninista, che non sono poi molto diversi. Lo studente, quasi che si riparla di Giorgetti, è attratto dai rivoluzionari di professione, ma di destra e non di sinistra. Mentre Salvini va a Leoncavallo, lui si mette con i giovani missini, con il fronte della gioventù. Forse questo è il filo che lo lega a Giorgia Meloni ed è lei ora a portarlo sulla poltrona più importante dopo quella del Presidente del Consiglio. A latere abbiamo la figura giganteggiante di un Guido Crosetto, voi sapete, esperienza nato in infanzia piemontese, cunese, ora nominato ministro della difesa, nato a Cuneo nel 63 e ha militato anche nel PD ed è stato già sottosegretario alla difesa nel Berlusconi 4, questo ve lo ricorderete. Quindi ha fondato Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni 10 anni fa, ma viene da Forza Italia. Ha avuto un'infanzia in cui ha conosciuto nella gioventù democristiana Enrico Letta, che non era ancora Enrico Letta, quello che abbiamo visto l'altro giorno così fuori dal Quirinale. E Crosetto, in stile democristiano, fece appunto un'ordinanza nel comune di Marene, di cui fu eletto sindaco, il suo paese d'origine, un'ordinanza per arginare la piaga della prostituzione nel piccolo comune, guadagnandosi immeritata fama di illiberale, come scherza un suo ex compagno di gioventù Scudo Crociata, quella condivisa con il segretario PD Enrico Letta.
ma già giocava subbuto da mostro di bravura, qua parla di Letta, come raccontato dallo stesso Crosetta, colleghi cronisti. Quindi il gigante e la bambina, voi sapete, ricorderete la figura enorme di Crosetto, sarà alto 2,20 m, non lo so, è la piccola Giorgia Meloni, oggi presidente, le liti con Tremonti, la politica come professione. Molto bello questo quadro di Marianna Rizzini sul Foglio, che lo definisce schietto ma non aggressivo, di parte ma trasversale. Molto bella la figura illustrata di un ministro che non ho messo nei buoni, ma potrei inserirlo, perché anzi mettiamolo, perché Crosetto ritengo che al di là dei suoi interessi nel consorzio di produttori di aerei e di strumentazione strategica, comunque sia, nel bene o nel male, si era dimesso dal Parlamento per avere le mani libere. Qua abbiamo il Domani, scusate, ho preso un po' d'acqua, di Stefano Feltri, che con la sua carogna, il direttore, scrive chiaramente contro il governo, ma quale alto profilo? C'è soltanto alta fedeltà. E per andare rapidamente a sintetizzare il suo pensiero, Stefano Feltri sul Domani di ieri, peraltro, ritiene che la composizione del governo conferma che il vero rischio del centrodestra meloniano non è quello di riportare l'Italia ai tempi del fascismo, ma di riportarla ai tempi del ben più prossimo 2011, quando il nostro paese era dileggiato in Europa e nel mondo per l'inettitudine della sua classe di governo e a un passo dalla bancarotta finanziaria per la perdita di credibilità tra i creditori internazionali. Quindi questo è il quadretto che ci illustra chiaramente parte della sinistra ben pensante, non si sa se per invidia, va a capire, nei confronti di chi ha vinto le elezioni, e all'interno abbiamo questo bel quadro della pitonessa Daniela Garnero Santanché, come vedete qua a destra, e sempre del nostro Crosetto, che sembra alto come lei, in realtà è molto più alto di lei, ma l'hanno messo sullo stesso piano, sorridente, dove si parla di gran conflitto di interessi. Per quanto riguarda Crosetto si parla degli amici industriali che busseranno alla difesa, e quindi vabbè, numero uno dell'AIAD. Crosetto è rimasto per molto tempo coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia, con il rischio di vari conflitti di interesse dell'associazione, di cui fanno parte 186 aziende. E qua si fa l'elenco delle aziende strategiche. Poi chiaramente ci sono contatti con Leonardo Finmeccanica, e si dice che lui ha un ruolo cruciale nella scelta dei membri delle delegazioni nazionali presso NIAG, NATO Industrial Advisory Group, ossia un gruppo consultivo ad alto livello di industriali appartenenti ai Paesi membri della NATO che agiscono riportando alla conferenza dei direttori nazionali degli armamenti, forum principale per la cooperazione in ambito NATO sugli armamenti. Quindi non penso si sia dimesso dall'AIAD, io penso proprio di sì, dovrebbe essere un ex in realtà, ma andate ad approfondire. Comunque la sua posizione è chiaramente, non è nei cattivi, ma insomma vigilare, mentre la Santanchè viene qua ricordata per la sua guerra a Draghi contro la Bolkestein, contro la privatizzazione e la messa in concorrenza degli arenili. Lei sapete è proprietaria con Flavio Briatore del Twiga di Forza dei Marmi, quindi sono interessatissima a mantenere salvi nelle mani dei privati i privilegi che si hanno nella gestione di questi favolosi arenili affittati a concessioni per bassissimo costo, anche se lei dice che hanno versato tipo 121.000 euro l'anno scorso allo Stato solo per avere appunto la possibilità di esercitare la loro impresa sulle sabbie del litorale toscano. E la ricordiamo per la resistenza in Parlamento molto tenace. Il provvedimento concorrenza è rimasto fermo per 6 mesi proprio per il contestato articolo che riguardava la riforma del settore, e alla fine ha vinto un compromesso con le gare rinviate al 2024, in tempo per rimettere tutto in discussione con l'arrivo di un nuovo governo. Quindi il premio fedeltà alla balneare del Twiga, quindi riprende dalla prima pagina, alta fedeltà, Danielona, si vince il premio. Bene, andiamo però a fare un aftershave. Oggi, andando a cercare, io andrei fuori pista e mi farei un Ice Blue. Ice Blue è blu perché è un governo azzurro, sì, ma perché azzurro come il mare, azzurro come lo sciabordio delle onde, come l'arenile di Daniela Santanchè, come quello che deve essere messo in viso dopo una bella rasatura, molto patriottica, non so, acqua belva. Questa è l'edizione americana, 100 anni, acqua belva USA, niente a che vedere con i men da 5 euro che trovate nei supermercati della bellezza, nei templi degli prodotti economici, quindi un prodotto tutt'altro che economico, ma molto molto buono, che vi renderà veramente il vostro pomeriggio ancora ricco di energie, anziché stare sul divano spiaccicati ad aspettare che arrivi la sera. Con questa acqua belva voi tornerete ad assumere la dignità
dell'uomo italiano, ecco, vogliamo essere simpaticamente un po' sovranisti, nazionalisti, ma lo facciamo chiaramente in una logica di par condicio, qua siamo aperti a tutte le esperienze, e mentre attendiamo che i profluvi di questa lozione nordamericana si spandano nel bagno, meravigliosa nella sua austerità, come si può dire, American Original Aftershave. Ecco, io vi faccio leggere intanto questo mentre l'aria fa il suo dovere, fondata nel 1917. Sono più di 100 anni, sono 105 anni che questa lozione sul mercato chiude le rasature degli uomini di tutti i tempi, di tutte le epoche, e per chiudere la nostra giornata in vostra compagnia di domenica Kebab abbiamo consigli di lettura, abbiamo un piccolo angolo librario. Cominciamo, adesso messo a caso tra i buoni e i cattivi, ma non andiamo né a collocarlo né per carità a fare dei paralleli pericolosi facendo le tuffi carpiati all'indietro nella storia. Abbiamo questo libro che è uscito già nel 2015, quindi sono già 7 anni, che è il libro Storia di un comunista, a cura di Girolamo De Michele, e racconta la vita di Toni Negri. Toni Negri, ricordate, l'ideologo, uno dei fondatori che hanno portato col pensiero anche alla costituzione della lotta armata, che si è tirato fuori bene. Quello, vedete, se 5 anni fa era così, vuol dire che ancora in ottima forma fisica. Io non l'ho letto, ve lo consiglio se avete voglia, avete lo stomaco più che altro di leggere un qualcosa che oggi sa veramente di obsoleto, ma anche di storico. Quindi questo è un libro, mentre tutt'altro libro uscito negli ultimi giorni, invece molto recente, il libro di Daniele Archibugi, uno degli ultimi allievi di Federico Caffè, infatti leggete, si intitola Maestro delle mie brame alla ricerca di Federico Caffè. Federico Caffè chi era? Era un docente dell'Università di Roma, uno che ha formato i migliori economisti, tra cui anche Mario Draghi, e molti altri hanno studiato con lui. Tarantelli, che fu ucciso dalle BR, che fu uno dei motivi insieme ad altri che gli causarono una forte depressione, tant'è che nato nel 1911, nel 1985, 89, non ricordo, sparì dalla circolazione, lasciò gli occhiali a casa, le chiavi, viveva in via Cadlolo a Roma, non lo videro più. Federico Caffè è stato dato per morto, credo nel 98, perché facendo 2 conti anagrafici, dal 98 è nato nell'11, avrebbe potuto essere morto, ma senza mai aver trovato il corpo. Quindi se vi interessa un grande mistero come quello di Majorana, ecco, per capire se quest'uomo è scomparso, se qualcuno sa, anche se fosse morto, cosa ha fatto nell'89 fino alla sua dichiarazione di morte, comprate questo libro che non ho ancora letto, ma ve lo consiglio, così chi lo leggerà magari mi saprà dire Andrea compralo e stimolarvi a farlo. È il libro di Daniele Archibugi per Fazzi Editore. Quindi signori, io vi ringrazio, siamo arrivati in una giornata che comunque ci ha richiesto una buona mezz'ora per sviscerare rapidamente gli argomenti della giornata. Io con questo vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio a questo punto, una buona serata a tutti voi da Domenica Che Barba. Ciao!